mentre emergono particolari agghiaccianti su quel drammatico pomeriggio, l'avvocato di Mulas fa sapere che oltre alla perizia psichiatrica chiederà il rito abbreviato. Inutilizzabili i capi di imputazione a carico di Leonard Sceu, così oggi al riesame di Venezia gli avvocati del presunto killer di Roberto Basso, ma nel tardo pomeriggio la notizia di rigetto. Quarto attacco in un mese e mezzo all'Unione degli Universitari di Venezia, nella sede di Cannareggio, proprio di fronte a quella della Polizia Municipale, rubati soldi e computer. Sciopero e presidio dal mattino a Porto Marghera, traffico in tilt per ore, lavoratori in protesta contro Versalis ed Eni chiedono che il polo veneziano venga menzionato nei piani del Ministero. Oltre 20 i tavoli aperti in Veneto per far fronte alle crisi aziendali. La CGIL regionale ha illustrato i dati su cassa integrazione e licenziamenti, ad oggi più di 220 le aziende in grave difficoltà. Zone rosse confermate per le feste pasquali da Venezia e terraferma fino a Jesolo e Chioggia. Dopo la sperimentazione del carnevale, la decisione del prefetto Darco Pellos con controlli potenziati. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta con l'edizione di Venezia dei nostri telegiornali. Partiamo dagli sviluppi sul caso dello stupro a Mestre, mentre continuano a emergere particolari agghiaccianti su quel drammatico pomeriggio. L'avvocato di Mulas fa sapere che con tutta probabilità chiederà il rito abbreviato per il suo assistito, oltre alla perizia psichiatrica. Dovrò parlare con lui per vedere se chiedere un interrogatorio pubblico ministero, perché ci sono alcune cose a parer mio che adesso mi voglio ancora tenere per me che vanno precisate, e poi voglio capire se in vista dell'udienza preliminare, dove chiederemo sicuramente un rito abbreviato al 99%, se lo dovremmo subordinare a una perizia psichiatrica, ma penso proprio di sì. Devo vedere le patologie da cui è affetto, i disturbi della personalità, eccetera, eccetera. Oltre dunque alla perizia psichiatrica, che finora non sarebbe mai stata richiesta né effettuata, il difensore di Mulas, il 45enne accusato di aver stuprato la bambina di 11 anni a Mestre, chiederà con tutta probabilità il rito abbreviato, che in caso di condanna prevede la riduzione di 1/3 della pena. Secondo gli inquirenti, il 45enne, ora nella casa circondariale di Gorizia in un'ala per detenuti colpevoli di reati sessuali, avrebbe aspettato la piccola vittima all'uscita della palestra, seguendola prima quando è salita sull'autobus, poi quando ha preso la coincidenza con il tram e infine nel breve tratto a piedi verso casa dove si è consumata la brutale violenza. Un inseguimento durato circa una quarantina di minuti. Un testimone infatti avrebbe raccontato di averlo riconosciuto dalle fotografie proprio all'esterno della palestra. Segnalazione che i carabinieri stanno cercando di verificare anche attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Altro aspetto da chiarire poi è se Mulas cercasse proprio lei o una ragazzina qualsiasi, magari quella a suo avviso più fragile. In passato avrebbe sempre agito seguendo il criterio della selezione casuale. Ma mentre emergono nuovi dettagli su quel tragico pomeriggio, il pensiero anche del patriarca Moraglia continua ad andare alla piccola vittima e al suo dolore. Pensando che questa ragazzina tornava semplicemente da una giornata di scuola, facendo le cose normali, abituali, in luoghi, in orari trasparenti, ecco, e quindi questa difficoltà, ecco, che notiamo soprattutto nei confronti delle donne, ma in questo caso specifico di una bambina, ecco, ci fanno molto riflettere su quello che dicevamo prima, appunto. Il rispetto è fondamentale a tutti i livelli, perché quando manca il rispetto allora c'è la legge del più forte, e la legge del più forte diventa la legge del lupo nei confronti degli agnelli. E dopo questo fatto shock, ma anche dopo la presunta violenza sessuale di Padova, sul tema della castrazione chimica interviene anche il sottosegretario leghista Andrea Ostellari. Recentemente la Camera dei Deputati ha approvato un ordine del giorno della Lega che impegna il governo a istituire un tavolo per scrivere un disegno di legge governativo. Basta stupri, basta buonismo, la Lega chiede la castrazione chimica per difendere le nostre donne. È uno strumento usato in tantissimi paesi, tra cui civilissimi Francia e Germania. E oggi c'è stata l'udienza al riesame di Venezia rispetto all'omicidio di Jesolo. I difensori del presunto killer hanno chiesto l'inutilizzabilità dei capi di imputazione, ma nel tardo pomeriggio la notizia dal riesame richiesta bocciata.
Udienza al riesame di Venezia per l'omicidio di Roberto Basso, il tabaccaio di Jesolo ucciso in casa il 5 maggio 2024. Nel corso del dibattimento, di natura molto tecnica, l'arringa difensiva del presunto killer Leonard Shehu, cuoco 36enne di origine albanese, basata sull'inutilizzabilità di alcuni esiti dell'indagine, ovvero sulla richiesta di retrodatazione del cuoco nel registro degli indagati. Il nominativo di Shehu doveva essere iscritto nel registro ben prima del 22 gennaio del 2025. Abbiamo ipotizzato noi la data del 12 ottobre perché già a quella data emergevano degli elementi che avrebbero potuto e dovuto giustificare la sua iscrizione. In quanto indagato, cioè avrebbe dovuto essere ascoltato dai carabinieri alla presenza del suo avvocato, ma non basta, poiché sentito dagli investigatori come testimone in assenza perciò di un legale, sarebbero inutilizzabili anche gli accertamenti tecnici eseguiti sul DNA presso il sacchetto ritrovato nell'abitazione del tabaccaio trucidato, così sempre secondo i difensori di Shehu. Chiaramente abbiamo anche chiesto eventualmente di valutare in via subordinata la possibilità dell'applicazione della misura degli arresti domiciliari, che secondo noi rimane ancora oggi la misura più idonea eventualmente a salvaguardare le esigenze di prevenzione speciale. Quarto attacco in un mese e mezzo alla sede dell'Unione degli Universitari di Venezia. Questa volta è stata sfondata la porta d'ingresso, sono stati rubati soldi e computer. Hanno scardinato la porta, peraltro tuttora inutilizzabile, e una volta dentro rubato varie attrezzature elettroniche, 2 computer, una televisione e il fondo cassa. Per la quarta volta in un mese e mezzo, la sede dell'Unione degli Universitari di Venezia e della rete degli studenti medi è sotto attacco. Questa volta c'è stato anche il furto e non si sa se l'azione sia associabile agli altri 3 raid, quando i muri erano stati imbrattati di croci celtiche, scritte omofobe e razziste o inneggianti al duce. Certo è che in una di quelle occasioni degli incappucciati avevano già tentato di entrare. Eravamo in 2 dentro e è stato molto spaventoso, soprattutto nel momento in cui ci siamo resi conto che non era qualcuno a caso che stava passando, ma era qualcosa indirizzato proprio a noi. In Campo Saffa hanno sede diverse associazioni e una rete di vicinato che fa comunità. E sono stati per l'appunto alcuni residenti a lanciare l'allarme la mattina seguente l'ultimo raid, che risale alla notte del 14 aprile. Ci hanno anche offerto del pane e salame per noi. Poi vi hanno anche offerto una sede qua dietro per le vostre riunioni? Sì, è stata una sistemazione di emergenza per capire un attimo cosa fare, eravamo molto disorientati in quel momento. Oltre alle tante associazioni cittadine, la sede dell'Udo e degli studenti medi è anche un altro vicino di casa. A pochi metri, proprio di fronte all'ingresso, c'è la sede di Cannaregio della Polizia Municipale. Un mese fa gli studenti avevano chiesto l'installazione di telecamere di videosorveglianza. Purtroppo questa richiesta sembra essere andata a evento e si è ripresentato un nuovo attacco in cui delle videocamere non sono state messe, e tra l'altro in una zona che è abbastanza conosciuta per essere non estremamente sicura. A marzo una manifestazione di solidarietà con diversi consiglieri comunali, tutti di opposizione, si era svolta di fronte alla sede dell'Udu. I ragazzi non intendono mollare nonostante i danni e il disagio di non potersi sentire al sicuro. Ora però ci vorrebbe anche il sostegno delle istituzioni, dicono, ma al momento non si sa neanche quando il Comune di Venezia interverrà per rendere la sede nuovamente agibile. Purtroppo ancora non abbiamo notizie certe, quindi potrebbe essere una settimana come un mese, ecco, quindi speriamo bene, però non si sa niente. Dopo la fase sperimentale del carnevale, il prefetto Darco Pellos ha riproposto le zone rosse per potenziare i controlli e allontanare persone pericolose. Saranno istituite a Venezia e Terraferma e a Chioggia e Jesolo. Per l'assessore comunale alla sicurezza Elisabetta Pesce sono strumenti di sicurezza efficaci. Le zone rosse, già sperimentate con successo durante il periodo di carnevale, si sono dimostrati strumenti efficaci in termini di prevenzione e contrasto ai borseggi, contribuendo in maniera significativa alla tutela della sicurezza pubblica. Questi dispositivi saranno fondamentali anche nei prossimi giorni, in concomitanza con un calendario festivo che prevede un notevole flusso di persone in città. Il provvedimento si inserisce inoltre nelle giornate in cui è attivo il contributo di accesso nel centro storico, durante le quali saranno impiegati operatori del comune, controllori e un significativo numero di agenti di polizia locale.
La cronaca sindacale adesso, sciopero e presidio dal mattino a Porto Marghera, traffico in tilt, lavoratori in protesta contro Versalis ed Eni. Sciopero di 8 ore, presidio di una cinquantina di lavoratori già dalle 5:30 del mattino all'ingresso 9 di Via della Chimica di Porto Marghera, con la conseguente congestione del traffico. In tilt per ore la protesta al petrolchimico contro Versalis ed Eni. Ci hanno chiuso il cracking 2 anni fa e gli impianti che ci hanno promesso come sostituti per il cracking oggi non è finito ancora uno. L'unico impianto esistente non ancora terminato dei previsti 3 è quello del riciclo meccanico della plastica. La protesta per avere notizie da Eni del piano industriale ancora latente, dicono i portavoce delle segreterie territoriali. È da più di 1 anno e mezzo che sono assenti, non siamo mai stati convocati a nessun tavolo. Questa è una delle iniziative, magari la prima iniziativa, perché ne seguiranno altre, se ancora Eni, Versalis non capisce che effettivamente esiste anche Marghera. Centinaia le famiglie dei lavoratori coinvolti. Come Versalis abbiamo circa 300 persone che sono in qualche maniera coinvolte in questa chiusura. Versalis in questo momento non sta dando delle risposte alle richieste che noi abbiamo fatto e che dalla chiusura del cracking stiamo aspettando. Lavoratori che chiedono il polo veneziano venga menzionato nei piani del Ministero. Ultimamente con il cambio ai vertici c'è stata una pulizia dirigenziale e siamo in netta e grosse difficoltà. Sono peraltro numerosi i tavoli aperti in Veneto per far fronte alle crisi aziendali. La CGIL regionale ha illustrato i dati su cassa integrazione e licenziamenti. Noi oggi abbiamo 23 tavoli di crisi aperta in regione più 17 di monitoraggio e sono situazioni molto diverse tra di loro. Emerge il metalmeccanico con 1/3 di queste situazioni, poi abbiamo la moda, ma abbiamo anche il commercio e anche la logistica con i cambi d'appalto che sono complessi. Questa situazione è purtroppo in crescita e coinvolge oltre 10.000 lavoratori. I dati esaminati dalla CGIL regionale su cassa integrazione e licenziamenti sono preoccupanti. Nel 2024 sono state autorizzate il 44% di ore in più rispetto al 2023 di cassa integrazione ordinaria. Ad oggi sono 221 le aziende che hanno presentato istanza per la composizione negoziata della crisi, che dà più tutele ai lavoratori. Tra i casi recenti più eclatanti anche quello di Coina Vicenza. L'azienda, nel caso in cui debba chiudere il punto vendita, che speriamo non avvenga ovviamente, ha detto che non licenzierà nessuno e ha proposto il ricollocamento presso gli altri punti vendita, quelli più vicini, che sono almeno quelli di Padova e di Mestre. Il problema è che, ripeto, molti colleghe che hanno famiglie ovviamente rappresenterebbe un problema. Da Vicenza a Castelfranco, dove per i dipendenti della Berco si sta cercando una soluzione. Noi adesso siamo in cassa integrazione fino al 4 di maggio e finita questo termine avremo ancora probabilmente un residuo a disposizione, ma si interromperà la cassa perché ci saranno anche là, come ci avevano annunciato precedentemente, delle uscite. Comunque ci terrà sempre la volontarietà del dipendente all'uscita, che penso che questo sia già un risultato importante. A queste situazioni si aggiunge l'incognita dazi. La nostra regione, le esportazioni verso gli Stati Uniti rappresentano il 10%, però abbiamo settori che sono molto votati a questo mercato, che sono soprattutto quelli della moda, dell'occhialeria, e quindi avremo delle ripercussioni importanti. Opposizioni unite in Consiglio regionale per chiedere al Presidente Zaia una delibera con tempi certi e procedure chiare per il fine vita. Intanto fa discutere la lunga attesa di un malato terminale dell'ULSS 6 per la quale è stata disposta un'ispezione nella sede dell'azienda regionale.
Presidente Zaia continua a promettere ma poi non mantiene. Qui non abbiamo visto ancora nessun regolamento né delibera di giunta che dia mandato vero per avere una soluzione sul fine vita, e questo è un problema. Chiediamo alla giunta regionale di rispettare la volontà dei pazienti e smettere di prendere in giro i veneti, afferma la consigliera Elena Ostanel del Veneto che vogliamo. Con lei tutte le forze di opposizione che siedono a Palazzo Ferrofini invitano il Presidente Zaia a chiarire in aula se entro la fine della legislatura ci sarà una delibera con tempi certi e procedure chiare per il fine vita. Attendiamo ancora da un anno fa, da quando appunto la proposta di iniziativa popolare non è passata per un sol voto all'interno del Consiglio regionale, di sapere se la sua volontà politica è quella di arrivare entro la fine della legislatura almeno a dare tempi certi e procedure chiare alle persone che chiedono di avere un fine vita dignitoso. Intanto a Padova un uomo di 67 anni, malato terminale assistito dall'associazione Luca Coscioni, ha chiesto alcuni mesi fa di morire in modo dignitoso. Non appena l'associazione ha denunciato il silenzio dell'ULSS 6, il presidente del Veneto Zaia ha dichiarato pubblicamente di aver inviato un'ispezione negli uffici dell'azienda sanitaria. È stata fatta una ricostruzione, millimetrica dei diversi passaggi delle carte, e quindi c'è stato il combinato disposto del fine anno, della costituzione del comitato. Dalle opposizioni comunque si insiste perché da questo punto di vista la Regione si esprima in concretezza. Abbiamo chiesto più volte la ricalendarizzazione in aula della proposta di legge, che non è stata bocciata in aula ma solamente bloccata perché in quel momento non vi erano i numeri. C'è comunque la speranza che magari riportandola in aula i numeri possano cambiare e diventare favorevoli, come furono favorevoli a quella famosa mozione ormai datata 2023 che era stata approvata da 32 consiglieri in maniera favorevole. Era l'ultimo servizio per questa edizione, tra poco le previsioni del tempo, a seguire come sempre l'edizione di Treviso. Una buona serata, arrivederci.